Su gruppo della Guardia di Finanza de Terranova e del Comando Provinciale de Tattari che ha sequestrato 3 milioni di 80.000 a prendere frassasa che iano metallo pesantes e pericoloso sprosa salute e hanno evitato in questa maniera lo sponnere in vendita. Che insomma andò della Procura della Repubblica del Tempio diretta dai Domenico Fiordalisi, i finanzieri hanno fatto una scanta perquisizione in sas attività commerciali ed imprenditori bengalesos che vendiano orizzina, spilla, al bracciale, aneddos che indunu tanto de nickel, prumo e cadmio in prusu, mera de prusu rispetto a succhi previditi a normativa di riferimento. Questa operazione è scominciata a pustisi de cussavata in Santo Gabine dell'anno passato quando i finanzieri che hanno sequestrato belle 2 milioni e 300.000 a prendere frassas a chi non hanno le istruzioni in italiano, non si schiatta de dove veniano, non si schia manco che las aiat importadas e deittevi infattas. Uno scanto scampione se los anavatos analizzare in su laboratori specialistico Buzzi Lab de Pratto che ha confermato il valore troppo alto de custor metallos periculosos. Sor finanzieri hanno denunziato os 3 responsabili e posto contravvenzione e pro 100.000 euro. Sos carabinieri della compagnia de Ottana e della stazione de Gavoi, a secur de su mandao de su GIP de su tribunale di Nugoro, hanno arrestato un giovane de Gavoi, Giovanni Zedda, de 24 anni, e sottoposta a sobrico de dimora su Babbo Angelo e a su frade Simone, de 21 anni. Giovanni Zedda sta accusato di reato de possesso e porto de 2 armas clandestinas e de un fusile calibro 12. Imprusi in concorso che in su frade, e sta accusato de caere e vurà una macchinetta a cambiare in un uccelleri de Sarule in Frevario. Babbo e Fizzoso depene rispondere di su reato di ricettazione de macchina furadas in bidder differente desa provincia de Nugoro. In Frevario, sos carabinieri di Ottana, los aiana denunziato che in sinteri di un servizio di controllo in sosterino Sissoro, aiana cattao 2 fusiles che in sa matricola limada, partes elettronica de una macchinetta pro cambiare dinare, pezzos de macchinas e attera cosa vurada. Desa riforma de su Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, che s'accatta in su disegno de legge desa Giunta regionale, andava vedà in Commissione Autonomia e Riforma sa presedia da Francesco Agus. Sa commissione ha inteso su sindaco de categoria che sono d'accordo con sa riforma, ma non commente e scommo. Si depete currezzere e mezzorare, pro li tornare importanza su Corpo Forestale regionale e pro li poter dare un ubenidore. Proso sindaco su disegno de legge non inditati strumenti concreti pro intervennere. Abbarra una questione aperta che ha sa contrattazione entre as partes, s'annuamento di su personale che in concurso, da che su bonu de sor dipendentes ana prude che in bantannoso, sa differenza de trattamento tecnico giuridico entre su personale de su corpus e su sistema regione e entre os operadores sardos e cussos desasate la regione ai statuti speciale. In sintesi desa riunione de oggi, os sindacos hanno consegnato a sa commissione un documento che in s'analisi almeno de su testo de legge e sas propostas de integrazione o modifica. In prusa una sottolineato che su modello di assento interno presenta mancanze arde importu, mescamente presu che pertocca sar bases in su territorio, su profilo de sos comandantes, sa mancanza de su principio de territorialità de prosu personale. Questo principio, prosu sindacaus, sta a fundamento de su corpus, che in cada situazione, mescamente d'emergenza, sas unidades depene conoscer bene su territorio, finza spromore di un ligamine istrinto che in sas comunidades locales. Su Cussizzu regionale Storren su Puzzu, su Tribunale de Casteddu, Custumanzana notificò sa presidenza de su Cussizzu su provvedimento de sospensione de sos 3 cussizzeri regionali scondennaus pro peculau aggravau in s'ambito de su primo processo su prasimpreu de sor fundor destinaos a sor gruppo de su Cussizzu in sarduar legislaturas passadas. Mario Vloris de su DS, che esti stau presidente de sa regione assessore a s'agricoltura, Oscar Cherchi e su Cussizzeri Alberto Randazzo, ambor de Forza Italia, los hanno suspeso dai su 20 de martu, massimo pro de che 8 mesi conforma a sa legge Severino. Su provvedimento de su Tribunale de Casteddu, come l'anade per ratificare sos organos internos de su Cussizzu regionale, a maniera particolare sa giunta de sas eleziones, presediar da Eugenio Lai, che attadè per sospendere sos cussizerisi e inditare chi depet entrare a su postissoro, intre sos chi non sono istaus elettos in sar circoscriziones de Casteddu e Aristanis. A su posto de Mario Vloris atta entrare Gennaro Fuoco,
Cocco, a su posto di Alberto Randazzo Mariano Contu, il su puru indagau, a su posto di Oscar Cherchi su sindicu de Paule Domenico Gallus, chi este su e trese, desos chi non sono stato elettoso. Gallus di fatti si prosu secundu, desos chi non hanno eletto, chi este su sindicu de Santo Nicola de Arcidano, Emanuele Cera, a tapesausa chistione de ineleggibilidade, chi in una diffida s'aggiunta prosas eleziones de su cussizzu regionale. Gioielli in danza estesi spettacolo che s'attaffacher domenica sa 8:30 in su teatro Santo Giuseppe de Nugoro che a talligare parisi sa passione pro sa danza classica e sa sprendar fattas de un artesano orafu pro collire dinari in favore de sa spessone scorfiasa dai maladia raras. Allu promovere s'assozio contra danza de Nugoro, s'assozio HA pro sa maladia raras e su laboratorio orafu goddi chi va che te 40 anni di attività che in su patrocinio de su comune de Nugoro. Su programma desa manifestazione arribada sa seconda edizione l'hanno presentato Custumanzano e Nugoro in sintesi di una conferenza stampa fatta in municipio. A Saddobio hanno partecipato Sebastian Cocco, assessore comunale a sa cultura, Annalisa Mingioni, ballerina classica che ha studiato in sa Accademia Nazionale de Danza e che è presidente dell'assozio contra danza, Maria Meloni, presidente dell'assozio HA, che traballa in sa assistenza in sa formazione pro sa maladia raras. S'assessore Cocco ha faveddao disimportanza di custa vaina chieste a Pacardiese da esadia internazionale desa danza proclamata da UNESCO, chi pone parisi ballerinos professionistas e un artesano de su territorio e sa spessone maladias a chi an andare a biere si spettacolo. Sa presidente Meloni ha faveddao des attività desa CA, sos artistas a fiancaur de sos allievo minore de spazio danza de Nugoro a facere ballettos classicos interpretando esar musicas de su pianista nugoresu Jacopo Tore.